Si è conclusa con l'esecuzione di 2 custodie cautelari in carcere l'indagine della Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia per il grave pestaggio avvenuto a metà del mese scorso a Fiumicino. Tentato omicidio è il reato contestato a 2 gemelli trentenni dal giudice per le indagini preliminari. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, quello che avrebbe dovuto rappresentare un incontro chiarificatore tra 2 giovani, organizzato all'indomani di un litigio avvenuto all'esterno di un locale, si è invece trasformato in un violento agguato, culminato con il brutale pestaggio di un diciannovenne e dell'amico intervenuto in suo soccorso. Il giorno dopo la lite fra i due, infatti, secondo quanto emerso dalle indagini, il trentenne si sarebbe attivato per risalire all'identità del ragazzo di 19 anni, arrivando anche a contattarlo attraverso una richiesta di amicizia sul suo profilo social. Tramite un conoscente comune è stato quindi prestabilito un incontro con l'apparente intento di chiarire quanto accaduto. L'incontro era stato fissato nei pressi dello stesso locale della sera precedente, ma con un escamotage il giovane è stato inviato da solo nel piazzale Mediterraneo, dove ad attenderlo c'era l'aggressore che ha subito lanciato della sabbia indirizzandola al volto del giovane, il quale, avendo compreso che gli era stato teso un agguato, ha cercato invano di fuggire. È stato quindi raggiunto non solo dall'addetto alla sicurezza, ma anche dal fratello gemello. I due, armati anche di spranga, avrebbero colpito ripetutamente la vittima, continuando ad infierire anche quando il giovane era a terra, immobilizzato con una presa al collo. Nella violenta azione sarebbe rimasto ferito anche l'amico della vittima intervenuto nel tentativo di soccorrerlo. L'aggressione si sarebbe conclusa soltanto grazie all'intervento del mediatore, il quale sarebbe riuscito a bloccare i 2 fratelli da sottrarre loro la spranga utilizzata nel pestaggio. Alla luce delle risultanze investigative, la Procura della Repubblica di Civitavecchia ha richiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l'emissione di 2 misure cautelari eseguite dagli agenti del commissariato di Fiumicino.